Ma sicuramente sono orgoglioso e onorato di ricevere questo premio. La cosa che mi impressiona maggiormente è il fatto che qualche anno addietro nessuno poteva immaginare che potesse diventare, come dire, una location da calciomercato quasi, perché c'è il Gotha del calcio, c'è il Fiorfiore del calcio e questo impreziosisce l'evento, ma dà grande merito a Ettore che ha saputo crescere nel tempo e ha organizzato una manifestazione di livello assoluto regionale e non solo, perché oggi è una passerella importante e dobbiamo essere orgogliosi come siciliani di essere presenti oggi qui. È un onore essere qui e soprattutto volevamo ringraziare Ettore per averci dato questa enorme possibilità, perché per noi famiglia il tenere vivo il ricordo di Santo, diciamo, è l'unico filo conduttore che oggigiorno ci tiene in vita, quindi davvero non esistono parole per rendere grazie ad Ettore per questa possibilità. Siamo pronti per fare due cose importanti. Il Sabbie di Sicilia, che è il primo torneo di Serie B di beach soccer del comitato regionale, unico comitato regionale che lo fa con quattro tappe, molto attivo, e poi ci prepariamo per il torneo delle regioni. Sarà un grande torneo delle regioni. Io chiaramente ho ringraziato l'organizzazione di avermi assegnato questo premio. Penso di meritarlo perché da tantissimi anni che sono impegnato su 1000 fronti, come dicevi appunto tu prima, e sono strafelice, diciamo, di questo. Mi devo rendere soddisfatto perché sono i frutti del mio lavoro e del lavoro di tutti i miei compagni, perché ormai non si vince niente da solo e avere compagni del genere, stare in squadre con una mentalità vincente, con compagni che sono abituati a vincere, torna tutto molto più semplice. Ringrazio le persone che mi hanno ascoltato per un periodo, però Agrigento è Agrigento, quindi sono dovuto andare di corsa e sono felice della scelta fatta. Chiaramente per noi di Caltanissetta, per noi della Nissa è un piacere poter accogliere questa manifestazione, ospitarla qui nel nostro storico teatro cittadino, ed è molto bello avere qui i Penalty Awards, una manifestazione che io ritengo di altissimo livello, nella quale partecipa il calcio vero. Il calcio vero non è quello dei miliardari della Serie A, quello che vediamo in televisione. Il calcio vero è quello che si svolge nei comuni della nostra regione, nelle piccole realtà dove si fanno tanti sacrifici, illuminati dall'amore dei nostri tifosi e accesi dalla passione di tutti noi, dei giocatori, dei dirigenti, di far bene. Quest'anno come non mai alcune società veramente hanno fatto delle cose spettacolari e quindi penso che il calcio siciliano si sia rimesso un'altra volta in gioco e mi auguro che il prossimo anno possiamo essere ancora più presenti per gli obiettivi che ogni società si prefissa. Bisogna rimboccarsi la manica, prendere la categoria e cercare di sbagliare il meno possibile.
Sì, sicuramente diciamo, una volta appese le scarpe al chiodo, come si vuol dire, diciamo, e aver fatto una carriera penso abbastanza dignitosa, con tantissime soddisfazioni. Poi ripeto, la passione che ci lega a questo mondo ha fatto sì che insomma, poi aprissi una scuola calcio che è l'Atena Agrigento e che, devo essere sincero, sta dando altrettante soddisfazioni di come l'ha avuto da calciatore. Sì, noi intanto siamo felicissimi anche per il secondo anno di far parte a questo meraviglioso evento, grazie a Ettore Tortorici per l'invito, evidentemente ha avuto fiducia in noi per chiamarci per il secondo anno e saremo ospiti durante la serata con delle coreografie. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori, fuoco che si consuma come lume cari, l'anima chiacci addolorata, non si dà pace ma chi mala nottata. Marvotto che i nostri partiti cominciavano subito dopo pranzo e finivano po' scuro. Quando i nostri mazzi incazzati mi chiamavano re bacconi. Ah, che era bello! Sempre ho sognato di diventare un calciatore serio, fino a quando non ha la possibilità di fare un provino. Teatro Regina Margherita ospita l'evento più amato e atteso dal calcio dilettantistico siciliano. Signore e signori, benvenuti ai Penalty Awards 2024! Il brand è nato 5 anni fa da un progetto che avevamo in cantiere da parecchi anni, perché principalmente era trovare il prodotto giusto per un ottimo brand, diciamo. Sono da 5 anni, io sono di Catania, quindi vivo ormai da 18 anni a Pavia per motivi lavorativi e non ci dimentichiamo che prima dell'Unione d'Italia la Sicilia era all'avanguardia sul tessile, quindi tutto parte dalle nostre radici. Fra l'altro le mie radici sono, io sono di Catania ma le mie radici sono di Porto Empedocle, un paese qua vicino, e questo è il nostro abbigliamento. Il nostro abbigliamento, la ricercatezza dei capi è quella di rispettare l'atleta. Buonasera e benvenuti in questa splendida cornice del Teatro Margherita per questa 11ª edizione del premio più ambito del calcio dilettantistico siciliano, organizzazione Play Village sotto anche il patrocinio della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma anche e soprattutto del gruppo 7 Gold Telerent che poi trasmetterà in differita questo evento.
sport nella nostra città ormai da diversi anni è diventato veramente il fiore all'occhiello di tutta la Sicilia. Pertanto avere oggi qua il Gotha del calcio ci inorgoglisce ed è questa, diciamo, la strada che bisogna sempre tracciare per segnare quello che è quella sconosciuta, l'identità in una città. 11ª edizione, non dico che siamo diventati maggiorenni perché non lo siamo, ma abbiamo ancora tanta voglia di crescere anno dopo anno. L'11ª edizione ci porta dentro un progetto calcistico quest'anno, soprattutto nel dilettantismo, con grande gioia, proprio perché proprio il Paternò e poi anche il Trapani nei dilettanti hanno portato a casa una Coppa Italia nazionale. Intanto un saluto ai presenti, prego Presidente. Certo, intanto un ringraziamento a tutti, un saluto a tutte le società presenti, alle autorità, ai presidenti delle società, a tutti. Se permettete, essendo nisseno, un benvenuto a tutti a Caltanissetta. Siamo veramente felici, insieme all'amministrazione comunale, di ospitarvi in questo meraviglioso teatro, veramente. Miglior centrocampista del campionato di eccellenza, stagione 23-24, Andrea D'Amico del Pro Favara. Andrea D'Amico del Pro Favara, la seconda busta della giornata. Miglior centrocampista del campionato di promozione, stagione 23-24, Gioacchino Serio, San Giorgio Piana. Beh, Ettore, è stato un campionato abbastanza livellato quest'anno del Girone A. Purtroppo dall'altra parte avevamo una grande squadra, è stata una lotta a due fin dall'inizio. Sì, sono molto felice per questi riconoscimenti. È normale che all'insegna di questi riconoscimenti ci sono dei campionati con altri ragazzi, quindi ho condiviso appieno questo premio con i miei compagni di squadra, perché senza di loro ovviamente non vengono riconosciuti questi premi. Dopo il campionato di promozione di eccellenza continuiamo a sognare sempre con gli stessi due campionati, perché invito qui sul palco invece gli attaccanti, che poi sono sempre merce molto rara, la più ricercata, proprio perché si ha l'esigenza di avere i bomber che garantiscono tanti gol per poter vincere il campionato, oppure in questo caso certe volte le partite. Alla mia destra quindi si metteranno da questa parte, invito subito le nomination quale miglior attaccante del campionato di promozione di eccellenza. Iniziamo con la promozione ed iniziamo ad invitare qui sul palco Osman Balde della Polisportiva Gioiosa,
invitiamo anche Romito Bulades del Città di San Vito Lo Capo e Giacomo Fisichella della Russo Sebastiano Calcio Riposto. Da questa parte ragazzi, promozione, da questa parte. Eccolo qua Balde. Salve, arriva anche il bomber catanese. Ciao Giacomo. E adesso qui sul palco anche i migliori attaccanti del campionato di eccellenza sono in nomination Salvatore Cocimano dell'Enna Calcio ed Antonio Esposito della Nissa FC. Eccolo qua Cocimano. Allora, miglior attaccante del campionato di promozione per questa stagione, Romito Bulades, Città di San Vito Lo Capo. Nel frattempo consegniamo i premi e ho qui la busta. Campionato pazzesco entrambe, cioè Nissa e Enna sono state veramente straordinarie. C'è stato veramente l'imbarazzo della scelta ed è stata dura, molto dura, ve lo assicuro. Allora, miglior attaccante del campionato di eccellenza, stagione 23-24, Salvatore Cocimano, Enna Calcio. Nel frattempo parliamo con colui che con una doppietta, se non sbaglio, è riuscito a portare una Coppa Italia del campionato di promozione direttamente a San Vito Lo Capo, piccolo centro conosciuto più per il lato turistico, però insomma adesso con una squadra in eccellenza non potete sbagliare. Sì, non potremmo sbagliare, effettivamente già la società si è messa al lavoro, ecco. Abbiamo raggiunto l'impresa che era quella che ci eravamo prefissati, diciamo, a inizio campionato, e fortunatamente e anche meritatamente l'abbiamo ottenuta. Complimenti, complimenti. Mentre invece il qui presente alla mia sinistra, che è un armadio, che è difficilissimo fermarlo per tutti i difensori, ha realizzato tantissimi gol, hai fatto una stagione con il Gioiosa pazzesca, che ti ha permesso tra l'altro di insomma evidenziare, se ce ne fosse stato bisogno, le tue doti non di poco conto. Insomma, credo che hai molto mercato. Che stagione è stata con la Gioiese? Salve a tutti. Dico che è il primo anno che faccio qua in Sicilia, hai capito? Vengo dal nord, hai capito? È un'esperienza che mi sono fatto con la Gioiosa, con i gioisani, i miei compagni che ho giocato. È stata una stagione che potevamo vincere, hai capito? Però il calcio è così. Si perde e si vince. Però è stata un'esperienza mia che ho fatto. Ringrazio anche il mio procuratore che ci ha portato qua, che abbiamo lavorato 4 anni, che volevo che venivo qua in Sicilia a giocare, però l'ha fatto quest'anno e sono stato molto contento. Aveva visto bene perché i gol che hai fatto sono tantissimi. Mi metto da questa parte, un po' più al centro, perché lui invece è un timidissimo attaccante da oltre 20 gol. Con la Russo Sebastiano hai fatto veramente un campionato pazzesco. Giacomo, che cosa ti porti da questa stagione che ormai è alle tue spalle? Buonasera a tutti, mi porto un grosso bagaglio di esperienza. Ringrazio la squadra, per me è un grandissimo onore essere qua su questo palco e niente. Benissimo, in bocca al lupo. Anche per voi abbiamo la targa ricordo. Venite qui al centro, siete stati protagonisti di una stagione pazzesca e bisogna ricordarlo. Nissa, prossima stagione in Serie D, so che comunque tu probabilmente cambierai casacca, ma insomma di questa bellissima città porterai sicuramente un ricordo meraviglioso. Innanzitutto buonasera a tutti, sì, sono già quasi 2 anni che sono a Caltanissetta, è la mia seconda casa e devo ringraziare il presidente, tutta la società, il mister e il direttore che mi hanno dato quest'anno questa opportunità. È stata una stagione perfetta sotto tutti i punti di vista. Adesso vedremo cosa succederà la prossima, dobbiamo stare molto attenti. Io vorrei sapere quando deciderai di evitare di fare 30 gol a stagione, perché questa è la tua media, a dimostrazione che insomma sei ancora in forma, ti senti bene, a Enna hai fatto un campionato pazzesco. Anche tu, qual è il ricordo più bello di questa stagione? Sicuramente la vittoria finale. Abbiamo perseverato dopo l'anno scorso, i presidenti sono stati bravi a perseverare
e non ad abbandonare il progetto, e questo è stato il risultato finale di una vittoria di tutta la città. Sono contento perché finalmente Enna è ritornata in Serie D. Sì, siamo contenti che, come diceva il Presidente, che molte squadre sono in D, siciliane sono in D. Perfetto, un in bocca al lupo a tutti voi, grazie per essere venuti qui a Caltanissetta. I Bomber di razza del campionato di eccellenza e del campionato di promozione. E adesso abbiamo un premio molto molto interessante, perché è un premio dedicato alla carriera calcistica. Noi ogni anno abbiamo il piacere di avere qui all'interno della nostra manifestazione nomi importanti del calcio nazionale, nomi che hanno segnato certamente un periodo storico anche dal punto di vista calcistico, indirettamente anche qui alla nostra bella terra siciliana. E vi invito qui sul palco perché ricevono il premio alla carriera Giovanni Sorce, ex Licata ma ex Parma, e Nicola Legrottaglie, ex Nazionale, ex Catania, ex Juve. Insomma, due nomi importantissimi che questa sera sono qui sul palco dei Penalty Awards 2024. Ci raggiunge Giovanni Sorce che con la sua serpentina, ciao Giovanni, con la sua serpentina riusciva veramente a fare dei miracoli. In quel Licata storico fine anni 80, 88, 89, se non sbaglio, quando avete raggiunto finalmente la tanto sospirata Serie B, l'avete mantenuta per 2 stagioni, e poi da te insomma si aspettavano molto. Ci sei riuscita ad accontentare perché poi la tua carriera è proseguita in una maniera bellissima anche in quel di Parma, giocando anche in Serie A, un siciliano che gioca in Serie A. Nel frattempo vedo che da zona centrale ci raggiunge anche Nicola Legrottaglie, facciamo un applauso, grazie. Prego, prego. Eccolo qua, Nicola Legrottaglie. Ciao Nicola, ben trovato. Inizio a parlare con Giovanni proprio legandomi al discorso di quell'Icata, però voglio ricordare soprattutto anche la tua bella esperienza in Serie A con il Parma, perché hai giocato in campi importanti, hai ricevuto delle belle soddisfazioni. Cosa ti è rimasto di quei ricordi? Sicuramente dell'Icata, diciamo, come ricorderete tutti, è stato un piccolo miracolo, perché una piccola cittadina, riuscire ad arrivare in Serie B sicuramente non è cosa di tutti i giorni, e ripeto, è stato una cavalcata entusiasmante che ricordo ha coinvolto non solo i cittadini di Licata ma tutta la Sicilia, perché sinceramente quella era la squadra di tutta la regione. Era un po' la nostra nazionale, esatto, diciamo. E noi lo percepivamo questo calore che c'era un po' da tutte le parti, perché venivano tifosi da ogni parte della Sicilia, e ripeto, io sono stato 4 anni a Licata, sono stati 4 anni meravigliosi. Il tuo soprannome era Topolino e a me piaceva tantissimo perché ti seguivo tantissimo, come d'altra parte seguivo insomma le gesta nazionali e non solo di Nicola Legrottaglie. Nicola che adesso ha smesso l'abbigliamento calcistico, è diventato un manager del calcio, direttore tecnico anche della Samp la scorsa stagione, ma non voglio parlare del presente, voglio parlare anche un po' del passato, perché siamo in piena atmosfera europea, per cui la nazionale diventa l'argomento un po' principe, un po' per tutti noi che facciamo il calcio. Tu che hai vissuto il mondo della nazionale, quanto è pesante quella maglia? Allora, intanto buonasera a tutti, piacere rivedere il calore siciliano, grazie per l'invito, grazie per la stima. Sono un po' stanco, non mi nascondo che vengo dalla Puglia, poi sono andato a Genova, poi sono andato a Milano, poi qua, però quando arrivo qua sento aria di casa e quindi mi vengono subito le energie. Poi quando mi fai parlare del passato ancora di più, perché qua ho lasciato, diciamo, un pezzo del mio cuore in questa città, con queste persone, con le persone che ci hanno permesso di fare un miracolo sportivo anche noi all'epoca, 10 anni fa. E a me piace più parlare del Catania che della nazionale, però parliamo anche della nazionale, perché siamo in tema nazionale. Nazionale è sempre, io la vedo sempre in base al contesto, a dove ci troviamo e a quello che stiamo affrontando, anche dal background di questa squadra. Veniamo da
sia da gioia ma anche da grandi delusioni di una squadra come la nostra, che è impossibile non vederla in 2 mondiali di fila. Quindi quello che si sta creando è un'identità chiara, precisa, fatta anche dalle scelte che la FIGC ha fatto, cioè dando in mano una nazionale, un gruppo di persone e di giocatori a un allenatore che ha un'esperienza tale da poter fare comunque una squadra competitiva ed essere competitivi. Quindi quello che a me piace vedere è una squadra sempre competitiva. Poi, come sappiamo, chi ha fatto sport e calcio, i risultati a volte arrivano, a volte non arrivano, a volte con la stessa squadra vinci, con la stessa squadra retrocedi. Quindi non c'è una regola nel calcio. A me per questo mi piace il calcio, perché c'è sempre da scoprire, da imparare cose nuove. Bene, grazie. Allora, per consegnarvi questo premio alla carriera meravigliosa per entrambi, io invito qui sul palco un amico dei Penalty Awards di Caltanissetta, tra l'altro un dirigente proprio sempre della Nissa, ovvero Arialdo Giambusso, che invito qui sul palco. Arialdo, due nomi importanti per, al centro, per premiare 2 colonne del calcio italiano, lui per un'epoca, lui per un'altra. Consegniamo ad Arialdo subito la targa da consegnare chiaramente a Giovanni Sorce, delicata Topolino, mi permetti di dirlo perché è un soprannome che mi piace tantissimo, mentre l'altra, quella che va a Nicola Le Grottaglie. Arialdo, i nomi fanno tanto, soprattutto in una realtà calcistica, sono leggenda poi anche negli anni, come lo sono entrambi per i personaggi che abbiamo questa sera qui sul palco. Alla Nissa probabilmente il progetto che si sta costruendo probabilmente porterà verso questa strada dove i giocatori possono diventare anche riferimenti negli anni successivi? Chiaramente la Nissa oggi ha una grande fortuna, è quella di avere un presidente lungimirante, un grande imprenditore, un grande organizzatore, un uomo che sa bene come si organizza un'azienda e quindi anche una squadra di calcio in ogni comparto. Io devo dire che la Nissa è già a livelli professionistici come organizzazione già da quest'anno dall'eccellenza. Stiamo costruendo questo grande futuro e io sono convinto che il settore giovanile, al quale il presidente Giovannone ha messo mano con grande intensità, con un lavoro molto minuzioso, porterà dei frutti nel prossimo futuro, quindi nei prossimi anni riusciremo a sfornare fuori qualche piccolo campione. Con la speranza che possa nascere un nuovo Le Grottaglie e un nuovo Sorce, no? Questo è l'auspicio di tutti noi. Perfetto, anche per Arialdo un'eccellenza siciliana del nostro calcio siciliano, appunto, consegniamo la targa per ricordare la presenza qui ai Penalty Awards. Grazie per essere stati con noi, grazie, buon proseguo, grazie. Nicola Le Grottaglie e Giovanni Sorce, dimmi. Se permettete voglio fare un complimento al nostro grande Ettore Tortorici, perché riesce ogni anno ad allestire la vetrina del calcio vero, perché per me il calcio vero non è quello della Serie A, dei miliardari, delle Ferrari, degli aerei, degli elicotteri. Il calcio vero siete voi, il calcio vero siamo noi, quello fatto nei 391 comuni della nostra regione, perché in ogni comune può mancare una caserma dei carabinieri, ma c'è sempre il campo di calcio e c'è sempre chi va presso un pallone e segue un sogno. Grazie Arialdo, belle parole, grazie Arialdo. Giovanni Sorce e Nicola Le Grottaglie, premio alla carriera ai Penalty Awards con la presenza appunto anche di Arialdo Giammusso. E adesso andiamo ancora avanti perché in fatto di premiazione noi vogliamo adesso evidenziare altre figure del mondo dell'organizzazione sportiva e non solo. Ed invito qui sul palco 3 personaggi, 2 li presento subito, poi dopo presenterò il terzo. I primi 2 vengono da Mazzara, sono poliedrici, sono
bravissimi nel loro settore, lavorano intensamente praticamente 24 ore su 24 e portano avanti un progetto di management organizzativo sportivo a 360 gradi, li vediamo spesso anche al di fuori del mercato italiano, a dimostrazione della grande qualità e della grande professionalità che li contraddistingue. Pertanto invito qui sul palco a ricevere il premio Eccellenza Siciliana Natale e Piero Campisi. Ciao Piero, bentrovati, bentrovati, bentrovati. Sta arrivando anche Natale, eccolo qua. Ciao Natale, bentrovato. E la stanchezza, venite da Mazara voi, quindi... Prima veniamo da Roma. Ah, sì, avete fatto un tour meraviglioso, adesso tra poco ci raccontate, perché io insieme a voi devo coinvolgere un carissimo amico, organizzatore anche lui di un grandissimo evento che è il Premio Internazionale Donna Fugata, ed invito qui sul palco anche Francesco Bellia che riceverà insieme anche a voi il premio di eccellenza siciliana. Ti vogliamo fare una sorpresa. Adesso me la fai, un attimo, siamo qui tranquilli e rilassati. Eccolo qua, lui è già arrivato, quindi ciao Francesco, accomodati. Allora, battuta subito intanto con i campisi e poi la faremo anche con Francesco. Tra l'altro, insomma, Piero vive il mondo del calcio a 360 gradi, ha detto stampa anche del Mazara Calcio, Mazara 46 per essere più esatti, ma da tanto tempo dentro questo mondo un po' particolare. Poi il mondo del dilettantismo, sai benissimo, spesso e volentieri è poco continuo, ci sono alti e bassi. Sotto questo punto di vista tu come leggi adesso questo calcio dilettantistico? È sempre quello più genuino, quello che dà più possibilità ai giovani di mettersi in evidenza, soprattutto quando ci sono delle regole ben rispettate da tutte le società, dai calciatori, ma soprattutto quando si applica la disciplina, che è una cosa molto importante nel calcio, che serve anche da lezione fin dai primi calci dei bambini, per cui avere settori giovanili ben organizzati è la chiave di lettura più importante per la crescita di una società. Se oggi, come sentivo, 12 squadre andranno a rappresentare la Serie B, forse 13, campionato e forse 13, è chiaro che questo è frutto anche di un grande lavoro di costruzione che c'è alla base nei vari settori giovanili, che questo è fondamentale, perché se non si attenziona a quello poi si possono trovare veramente delle lacune andando avanti, per cui la chiave di lettura è quello sempre di valorizzare i giovani, ma soprattutto dare la visibilità anche a livello di comunicazione a questi ragazzi che si mettono in evidenza. Sì. No, dicevo, e voi come comunicazione insomma siete principi, no? Perché insomma tra la tua organizzazione e la stessa quella del Mazara avete comunque portato un percorso di grande qualità. Il Mazara 46 è stato campione under 19 2 anni fa ed è stata la piena dimostrazione, perché poi negli anni a seguire ha messo in evidenza dei giovani talenti abbastanza importanti. Allora parliamo di questa Campisi che dal punto di vista organizzativo insomma regala certamente momenti importanti nel mondo dello spettacolo. Siete appena arrivati addirittura a premiare il processo di Biscardi, che è una trasmissione top proprio del calcio italiano. Ettore, ti dico che il percorso nostro è ormai quest'anno abbiamo festeggiato 41 anni di attività. Abbiamo sede a Milano, abbiamo sede a Miami, per cui portiamo il progetto Made in Season nel mondo, quindi ci occupiamo di grandi eventi, collaboriamo a 360 gradi con la RAI, siamo personaggi anche di Piero Chiambrette, per cui veniamo dal processo di Biscardi, quindi abbiamo creato degli eventi che sono di nostra produzione. Tra l'altro io ho avuto modo di vedere la vostra organizzazione nel Peschereccio d'Oro e so che insomma dietro c'è un lavoro immenso ma grandi soddisfazioni professionali. Tu pensi che il premio Peschereccio d'Oro si fa da 16 anni, l'ha avuto il Milan, l'Inter, la Juventus, il Palermo, il Catania, per cui giocatori come Roberto Boninsegna, Spillo Altobello, anche poi personaggi della cultura come Dacia Maraini,
la signora Berlusconi, ma ora c'è una sorpresa per te. Benissimo, e tra poco mi dirai questa sorpresa perché devo fare una battuta con Francesco, che da un paio di anni a questa parte con il premio internazionale Donna Fugata di Agrigento, tra l'altro, in modo particolare di Palma di Montechiaro, e anche quest'anno insomma proporrete un parterre interessante, un gruppo che sarà premiato a dimostrazione che il lavoro che è stato fatto sin qui sta dando i suoi frutti. Sarete alla 4ª edizione. Quarta edizione, intanto buonasera a tutti, 4ª edizione, il 7 settembre a Palma di Montechiaro, tanti sacrifici ma soprattutto tante soddisfazioni, grandi ospiti, non posso purtroppo spoilerare nulla fino adesso, però perché è stato presente, tu sei stato presente nelle precedenti 3 edizioni, sai bene qual è la mia visione, unire lo spettacolo e soprattutto portare avanti il nome della storia del premio Donna Fugata, legandolo appunto alla storia del Gattopardo e Palma di Montechiaro. Location tra l'altro meravigliosa, quella della Chiesa Madre. Allora dimmi che c'è. Io in premessa l'avrei voluto dire prima ma ne approfitto adesso, no? Tanti auguri alla Nissa che ha vinto il campionato, al presidente qui presente che ha portato in alto il nome della Sicilia anche con questa vittoria del campionato, facendo un campionato veramente da super record. Il mister è di Mazzara del Vallo, nostro concittadino, il nostro amico Terranova, Nicola Terranova. Vedo qua nel parterre anche l'allenatore del Messina Giacomo Modica, anch'esso di Mazzara del Vallo. Vedo che Mazzara del Vallo è nel parterre più importante del calcio siciliano questa sera e ci onora, ma un augurio e un buon lavoro al presidente Morgana per quello che ha fatto in questi anni, cercando di dare sempre immagine e una buona rappresentazione dello sport, da un segnale che parte dal profondo sud che va a finire fino all'estremo nord. Complimenti Presidente Morgana e buon lavoro alla federazione. Grazie. La sorpresa so che avete preparato, ma io non conosco cosa volete fare, non lo so. Io mi blocco. No, aspetta, prima di bloccarvi faccio una cosa. Io chiamo colui che vi dovrà premiare e poi mi fai la sorpresa. Chiamo Francesco Santocono perché sarà lui a premiare i nostri uomini eccellenti della nostra bella Sicilia. Giornalista, scrittore, profondo conoscitore anche del calcio. Fratelli Campisi e Francesco Santocono. Ed invito qui subito la nostra Federica con i premi che consegniamo a Francesco, che a sua volta li passerà. È qui. Eccola qua. Eccolo il primo, Natale Campisi, il nostro poliedrico capobanda, grande esperienza. Poi abbiamo quello per Piero Cambisi e arriva adesso quello per Francesco Bellia. Eccolo qua, Francesco Bellia, i 3 premi di eccellenza siciliana. Facciamo un applauso. E adesso però in maniera molto veloce, che cos'è che avete preparato? Allora, possiamo chiamare mio figlio Emanuele sul palco. Emanuele, il terzo Campisi. No, questo è mio figlio. È tuo figlio, ok, eccolo qua. Piero, allora presenta tu. Piero. Onorati di chiudere il tour del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro 2024. Dopo Roma, Mazzara del Vallo, Miami, chiudiamo questa sera a Caltanissetta dando un premio alla carriera al qui presente Ettore Tortorici, complimentandoci anche per la sua ottima trasmissione che ha un grande audience. Complimenti Ettore, Premio Nazionale Peschereccio d'Oro alla carriera. Io non me sapevo che volevate preparare una sorpresa, ma non pensavo che fosse questa. Ettore, tu sei stato con noi il 5 di aprile a Mazzara al premio, non te l'abbiamo dovuto dare perché noi abbiamo voluto pensare a una cosa diversa. Questo è un parterre importante che è veramente bello ritornare. Ci siamo riusciti e noi ci siamo venuti di nuovo dopo 20 anni, perché noi siamo stati premiati 20 anni fa proprio a Caltanissetta e quindi ci tenevamo nella tua manifestazione. Dopo 11 anni di sacrifici, meritato questo. Grazie ai Fratelli Campisi e al management e grazie anche a Francesco. Grazie Francesco, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo!
Francesco Santocono qui al centro. Allora, anche quest'anno tu sei ormai un habitué, diciamolo pure, dei penalty awards, tutte le edizioni ti hanno visto protagonista, anche quest'anno non poteva essere altrimenti. Tra l'altro sei reduce da Salina, dove ancora una volta è stato portato avanti un progetto letterario molto interessante. Sì, abbiamo presentato il seguito del film Io e Freddy, che tu sai benissimo che ha riscosso successo in tutto il mondo, ha vinto da tutte le parti, in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti. Adesso stiamo cercando di approntare il seguito, sarà un film cinematografico. Vediamo un pochettino. Progetto ambizioso. Beh, sì, ci mettiamo l'anima in queste cose, tu lo sai come vanno. Lo so. Anche per te l'ennesimo riconoscimento annuale dei Penalty Awards, Francesco Santocono, che come al solito non poteva giustamente mancare al nostro evento. Sta arrivando Federica a consegnartelo e ti dico pure anche che speriamo di rivederci anche la prossima stagione a sto punto. Sicuramente sì, ti volevo dire che sono stato a vedere il Museo del Calcio a Salina dall'amico tuo, stupendo, devo dire, con delle maglie straordinarie. Grazie Federica, grazie. L'anno prossimo ci sarò, non posso mancare, ormai sono due lustri che vengo a trovarti e sono felice che tu ogni volta mi pensi. Grazie Francesco Santocono, grazie Francesco, ciao caro. Ritorniamo a parlare del calcio giocato e lo facciamo subito con le nomination come miglior difensore sia del campionato di promozione che del campionato di eccellenza. Salgono qui sul palco chi è in nomination nel campionato di promozione, ovvero Tidane Diop del Vittoria Calcio, Giancarlo Galati del Rosmarino ed Emanuele Moschella del Città di Aci Sant'Antonio. Eccoli qui, Vittoria Rosmarino e Aci Sant'Antonio che hanno vinto. Eccolo qua Diop, da questa parte il campionato di promozione da questa parte. Eccoti qui, Moschella, Aci Sant'Antonio, vicino di casa. E adesso subito invece le nomination per quanto riguarda invece il campionato di eccellenza ed invito qui sul palco Tancredi Pennisi della Super Giovane Castelbuono e Salvatore Tosto dell'Enna Calcio. Eccoti, Super Giovane Castelbuono, capitano dell'Enna Calcio 23-24 Salvatore Tosto, accomodatevi. Mi passate la busta, anche questa è una busta pesante, una busta che pesa. Iniziamo subito con quello dell'eccellenza, sì dai, iniziamo con quello dell'eccellenza, vediamo un po'. Apriamo la busta. Miglior difensore del campionato di eccellenza, stagione 23-24, Salvatore Tosto, Enna Calcio. Tra poco ti arriverà anche la targa e tutto, tocca a voi. Attenzione perché insomma un terzetto interessante questo qui, un terzetto non di poco conto, terzetto molto interessante. Tutte e tre vincenti in un campionato difficile come quello di promozione. Miglior difensore del campionato di promozione 23-24, Tidane Diop, Vittoria Calcio. Battuta subito con la vittoria di Salvatore Tosto, Enna Calcio che ha disputato una stagione senza parole, nel senso che avete giocato ogni partita in maniera determinante, siete riusciti a portare a casa vittorie anche importanti che hanno permesso anche un certo distacco e quindi di festeggiare una vittoria probabilmente sicuramente molto meritata. Sì, è stato un anno indimenticabile, come ha detto Cocimano prima, dopo la beffa dell'anno scorso, grazie alla società abbiamo di nuovo quest'anno fatto un'ottima squadra, dopo tanti sacrifici ce l'abbiamo fatta, ringrazio la società e la città che si meritava comunque la Serie D. Bene, complimenti capitano di questa squadra. Super Giovane Castelbuono che a sorpresa, e direi di fare anche un plauso al vostro mister Angelo Bognanni, che tra l'altro doveva essere presente qui ma è impegnato al Supercorso di Coverciano,
devo dire che il Super Giovane ci ha spiazzato un po' tutti, finale di Coppa, una posizione importante anche in classifica, fuori dai playoff, ma comunque con grande intensità. Innanzitutto buonasera a tutti, sì, è stata un'ottima stagione, visto gli obiettivi iniziali e visto i risultati ottenuti. Adesso che succederà la prossima stagione? Ancora è presto, non si sa. Sì. Vedremo un po', per adesso c'è un po' di vacanza. Allora, tu addirittura mi sei venuto da Venezia per sulla carta vincere questo premio. Complimenti, abbigliamento perfetto per un calciatore, molto mare e soprattutto una stagione, quella del Vittoria, di grande qualità. Insomma, la tua esperienza è servita tantissimo a questa squadra. Vabbè, buonasera a tutti, l'esperienza me l'hanno trasmesso i compagni di squadra, infatti ringrazio tutti quanti loro, la società che sono stati fantastici, il mister, lo staff tecnico, tutti quanti. E grazie per questo premio. Rimani a Vittoria? Sì. Rimane a Vittoria, bene. Mentre invece a questo punto l'altro difensore che noi adesso prendiamo in esame è il difensore del Rosmarino, che era neopromossa nel campionato di promozione perché aveva vinto l'anno prima il campionato di prima categoria e adesso quest'anno addirittura ha fatto il bis, passa dal campionato di promozione al campionato di eccellenza. Beh, vi volete fermare qui oppure chissà che cosa succederà adesso? Questo non lo so, è una domanda che dovresti fare alla società, però sicuramente conoscendoli già stanno pianificando il campionato del prossimo anno e sicuramente vorranno fare una bella figura. Rimani al Rosmarino? Sì. Perfetto, ti sei trovato bene, poi insomma porti bene, no? Perché poi alla fine non c'è 2 senza 3, chissà. Mentre invece Aci Sant'Antonio, sorpresa di questa stagione perché era dentro un girone difficilissimo, non avete mollato un attimo, alla fine avete portato a casa questa vittoria, a dimostrazione che il vostro era veramente un bel gruppo e su queste basi forse si sta costruendo anche una bella squadra in eccellenza. Buonasera a tutti, sì, sicuramente l'ingrediente più importante è stata la costanza e il gruppo, infatti questo premio lo voglio anche dedicare ai miei compagni proprio perché soprattutto il mio reparto difensivo abbiamo lavorato insieme e siamo riusciti appunto a portare a casa un risultato incredibile, veramente è stato un sogno. Tu rimani ad Aci Sant'Antonio? Vedremo. Ah, vedremo perché giustamente anche loro hanno delle richieste. Grazie ragazzi, complimenti a tutti voi, un applauso al gruppo dei difensori di promozione d'eccellenza. Voglio di nuovo qui sul palco colei che ha aperto questa 11ª edizione dei Penalty Awards. Voglio qui sul palco Paola Parisi, che tra l'altro mi viene in coppia con colei che ha aperto musicalmente la bellissima rassegna. Rieccoci Ettore, grazie. Due nuovamente. Donne bellissime. Grazie. L'applauso ve lo Grazie richiamo di davvero. nuovo con il pubblico. Grazie Ettore, è stato un onore per me aprire questa kermesse così importante che da 11 anni davvero porti avanti. Sei un amico, un collega, ma non a caso sono entrata con lei perché tu ovviamente sai bene che si porta avanti tantissimo la lotta al femminicidio, quindi vero. siamo tutti contro la violenza sulle donne, quindi volevamo dare questo messaggio entrando insieme che 2 donne mano per la mano devono essere Brave. un po' un messaggio per tutti, soprattutto quando c'è un parterre prettamente maschile, dire a voi uomini amateci e non fateci del male. Guarda che scatta l'applauso. Sì, assolutamente sì. Scatta l'applauso. Per il resto che dire, sono contenta di essere qui con te. Allora, insieme a te abbiamo la presenza giustamente di Adela che adesso ci canterà con la sua bellissima voce una seconda canzone tutta siciliana. Abbiamo aperto con un pezzo storico che ha fatto venire i brividi con Aloscia, che tra poco insomma presenteremo, poi c'è stato anche l'intermezzo di Franco Licciardello. La canzone si intitola? Si intitola Marranzano, è una rielaborazione di una canzone siciliana tradizionale marranzanata che negli anni 70 mio padre rielaborò per mia madre, inventando di sana pianta il testo. È una canzone che parla di desiderio d'amore. Questa donna, il malandrino citato non è il mafioso, ma è solo il bello e impossibile, cioè quell'uomo che fa innamorare tutte, ma ahimè non si innamora di nessuno e fa soffrire l'amata che grida il suo desiderio d'amore. Amuri, amuri, quanto ti disiu, amuri, tu mirasti stu castiu. Bellissima. La voce di Adela.
di un malandrino che notte e giorno suona, un marranzano e vado tutto soli. Sono sì, spandi lontano, dingete non che te voglio cantare, dingete non che te voglio suonare. Domani mattino, dinghitin, donghitin, dinghitin da. Amori, amori quanto di sì. Amori, tu mi dasti stu castigo. Avevi lo sguardo d'un vero assassino, a roba cori di Montiano Chiano, ma faccio buona tutta la giornata, d'un malancino su, innamorata. Dinghitin non che ti voglio cantare, dinghitin non che ti da. Dinghitin non che ti voglio suonare, dinghitin da. Canto viola domani mattino, dinghitin da. Sono viola domani mattino, dinghitin da. Canto viola domani mattino, dinghitin da. Amori, amori quanto ti sì. Amori, tu mi dasti stu castigo. Brava. Grazie. Bravissima, complimenti. Hai insomma galvanizzato ancora di più questo palco dei Penalty Awards. Grazie a voi, è stata veramente una gran bella emozione. Poi venire in Sicilia a cantare, io sono siculo-calabra, sono nata a Reggio Calabria, i miei nonni, bisnonni siciliani avevano una compagnia teatrale, quindi le mie origini, la mia cultura è siciliana e vivo sulle sponde dello Stretto di Messina. La mattina mi alzo e c'è la mia bella Messina davanti, quindi sono siculo-calabra e con piacere torno nella mia patria. Ecco. Brava, però adesso non andare via perché accanto a te voglio colui che ti ha accompagnato nel debutto della nostra manifestazione. Parliamo di Aloscia, parliamo di Giuseppe Marino. Eccolo qui Aloscia, grande ballerino. Grande. Che insieme ad Adela ha aperto
questo grande spettacolo. Tra l'altro, Giuseppe, io ti ho beccato sulla rete, però non pensavo neanche che accettassi il mio invito a partecipare ai Penalty Awards, ed è la dimostrazione che la semplicità spesso e volentieri è quella che non ti aspetti che ti piace di più. Quindi complimenti, grazie per essere qui con noi, e parlaci un attimo in maniera molto sintetica, perché chiaramente ci sarebbe da scrivere un libro per quello che fai. Parlaci di questo progetto di danza particolare che tu realizzi anche tra l'altro con una tua accademia. Allora, io innanzitutto ringrazio di essere qui al Teatro Margherita, perché è un palco che conosco benissimo, ho danzato parecchie volte e io faccio il danza storie. Quindi racconto le storie della mia terra, la Sicilia, per il mondo attraverso gli istituti di cultura italiana all'estero, ma soprattutto voglio portare la Sicilia ai siciliani. E ne parlavo poco fa con Adela, che i nuovi linguaggi devono essere ben sostenuti perché allacciano le nuove generazioni. Quindi l'obiettivo è quello di far conoscere la tradizione, però con dei nuovi linguaggi innovativi, in modo tale che i ragazzi riescono ad apprendere la nostra meravigliosa cultura siciliana. Sì, come al solito, bravo e sintetico, bravo. Io inviterei qui sul palco anche Franco Licciardello, l'attore che ha cercato di raccontare anche la sicilianità di un passato che un po' ai presenti ci appartiene, no? Perché l'hai raccontata in siciliano in maniera semplice e diretta, con un pallone che veramente ci fa venire in mente tantissimi ricordi. Franco, tu sei un attore e credo che la parola attore è anche riduttiva, perché tu hai una capacità di essere poliedrico sul palco, con un testo ti sei creato anche questo percorso di sicilianità all'interno dei Penalty. Grazie per quello che dici, è troppo buono, perché mi hai dato la possibilità di ritornare in questo magnifico teatro dopo parecchi anni. Io qui venivo con Toni Musumeci col Teatro Popolare Siciliano, per cui dopo parecchi anni ho ricapestato questo palco che per noi attori che teniamo questo tipo di recitazione diventa una cattedrale. Grazie di cuore, grazie. Grazie a Franco Licciardello. Abbiamo delle targhe ricordo che porterete a casa per immortalare questa vostra presenza. Abbiamo Aloscia qui al centro, Aloscia al centro, poi abbiamo Adela, la splendida Adela, sta da quella parte, e tra poco arriva anche quella per Franco Licciardello. Non scappare, Paola, perché poi dopo anche per te c'è una sorpresa. Finché sta per arrivare. non ci separi, Eccola qua, rimango. quella per Franco Licciardello. Nel frattempo, come al solito, vi ringrazio per la vostra presenza, grazie per essere stati con noi, un in bocca al lupo per tutto il vostro proseguo. Grazie. Grazie a questi tre grandi artisti. Grazie. Ciao caro. E allora, Paola, io anche per te ho preparato comunque una piccola sorpresa. Sì, ho capito, ma tu non mi puoi sempre invitare a dare premi. Lo scorso anno nel tuo palco ho ricevuto l'eccellenza siciliana come conduttrice, adesso sono qui a fianco a te, insomma, non vuoi proprio lasciarmi andare. È un amore, in crescita è un amore lavorativo bello concreto. Tra l'altro voglio dire, Ettore, mi hai portato tanta fortuna, perché non solo ho la fortuna di affiancarti, abbiamo anche lavorato insieme e lavoreremo insieme, ma mi hai portato fortuna perché è stato per me un anno incredibile, perché oltre a lavorare tantissimo, e mi ritengo davvero fortunata in questo, ho ricevuto la prima pagina di Paesi e Tenei, come capitò a te, come appunto come donna che ha un'arte nella conduzione, quindi sono contenta. Sono stata riconfermata alla Casa Sanremo per la conduzione e sono stata in TV, insomma, grazie, chiamami più spesso. Adesso c'è il palco anche dei Penalty Hai Awards, capito, quindi cosa chiedo di meglio? Grazie anche a te. E posso? Sì. Signori, a Ettore Tortorici un grande applauso, perché veste il palco con eleganza e maestria in qualsiasi occasione. Allora, Ettore. il ricordo anche per te, per la tua bella presenza ai Federica. Penalty Awards. E chissà che cosa ci inventeremo la prossima stagione. Grazie Federica, sei bellissima. Grazie. Paola Parisi. Grazie a tutti e buon proseguimento, ti voglio bene. Grazie Ciao. Paola. Miglior portiere del campionato di promozione e del campionato di eccellenza, e siamo pronti per la lettura delle nomination. Invito qui sul palco prima quelli del campionato di promozione, e ci raggiungono adesso Umberto Cirnigliano del Vittoria Calcio, Sebastiano Paterniti del Rosmarino e Giuseppe Polizzi del San Giorgio Piana. Vittoria, Rosmarino e San Giorgio Piana, super vincenti
di questa stagione. Qui abbiamo anche il portiere della nazionale di beach. Ciao Sebastiano, da questa parte eccolo qua Polizzi e poi Cirnigliaro, già vittorioso anche qualche anno fa. E adesso ci raggiungono invece qui sul palco coloro che invece sono in nomination come migliore portiere del campionato di eccellenza: Salvatore Di Carlo dell'Enna Calcio, Aleio Romano del Paternò Calcio e Tommaso Scuffia del Pro Favara. Tommaso non è un portiere, è un grattacielo. Ciao Tommaso, ben trovato. Accomodati da questa parte. Eccoli qui, altezza media, uno e tanta voglia di crescere. Ciao, eccoti qui, perfetto, accomodatevi. Allora, stanno per arrivare le buste, mi arriva la prima busta, quella del campionato di eccellenza, vai, perfetto. Eccoci qui. Certo che 3 portieri di questo genere come facevano a farvi gol io non lo so, infatti ne avete beccati veramente pochi. Vediamo un po', miglior portiere del campionato di eccellenza stagione 23-24, abbiamo aperto la busta, vince Aleio Romano del Paternò Calcio. Nel frattempo che arrivano le premiazioni, subito lettura anche per il campionato di promozione. Portiere anche della nazionale di beach, quindi voglio dire mica male, ma voi anche super vittoriosi, ci mancherebbe. Vediamo un po'. Campionato di promozione, subito il nome, miglior portiere, Sebastiano Paterniti, Rosmarino Calcio. Arriva anche per voi a questo punto la targa, nel frattempo battuta subito con il qui presente, che se lo porta anche in alto, Romano. Tra l'altro Romano ha parato un rigore decisivo anche in una partita importante, non è mai facile tra la tensione e altro. Intanto mettiamoci un po' più al centro. Ok, allora, tra l'altro stai vivendo anche l'esperienza del beach oppure ti piace comunque sempre il calcio a 11? No, mi piace di più il calcio a 11. C'è più atmosfera? Sì, sì. Una stagione importante a Paternò, una stagione che vi ha permesso di raggiungere la Serie D, un campionato che qui in Italia è molto importante, lui è argentino. Sì, è molto importante e abbiamo fatto una grande cosa per conquistarlo, diciamo. Bene, adesso vedremo cosa succederà la prossima stagione. Non ti chiedo se rimani a Paternò. Rimani a Paternò? No, infatti non glielo chiedo proprio. E invece tu che fai? Rimani a Enna? Perché insomma la stagione di Enna è stata una stagione importante. Perché non confermarsi? Questo devi chiedere alla società. Lo so, infatti la mia battuta non c'entra niente, però intanto sentiamo anche il tuo parere. Ma a me fa piacere rimanere a Enna, da 2 anni che sono a Enna mi sono trovato benissimo, ho perso la finale dei playoff contro il Siracusa, però quest'anno abbiamo portato in porto il campionato e quindi fa sempre piacere vincere. Grande soddisfazione. Sì, questa vittoria è figlia della sconfitta di Siracusa, quindi le vittorie vengono dalle sconfitte. Bravo, quella sconfitta è stata una sconfitta anche un po' strana, però voi alla fine avete resettato e vinto questa stagione. Io ti guardo dal basso verso l'alto, Pro Favara ha peccato perché poteva essere ma non è stata una stagione da incorniciare, rimane il rammanico ma rimane soprattutto la soddisfazione di avere portato ancora una volta la provincia di Agrigento ad un passo dalla Serie D. Sì, come diceva prima Andrea, rimane il rammarico di aver perso la partita senza mai perdere in tutte e 2 le partite, però spero di riprovarci il prossimo anno se rimango a Favara e di poter portare a casa qualcosa di buono. Certamente questa è una stagione comunque, come detto bene, sempre da ricordare. Mentre invece voi a Vittoria stavate per fare il bis con anche la vittoria di Coppa che vi è sfuggita in finale, ma la vittoria del campionato è la vittoria più importante. No, assolutamente. È stata una grande stagione, merito anche a chi ci stava dietro, perché comunque senza un grande avversario non sarebbe stata una grande vittoria. Vedremo come andrà a finire perché adesso Vittoria è attesa certamente in palcoscenici ancora più importanti, come probabilmente è attesa anche per voi la possibilità di raggiungere il campionato di eccellenza con
piccolo progetto a San Giorgio Piana, perché è un piccolo centro che gareggerà la prossima stagione nel campionato di eccellenza. Sì, buonasera a tutti. Ho avuto la fortuna di difendere questi colori quest'anno e indipendentemente dalla categoria è sempre un piacere vincere un campionato. Poi è la comunità albanese più grande in Italia, quindi è ha molto seguito la società e tutto l'ambiente crede forte in questo progetto che dicevi prima tu. Quindi è sempre un piacere, davvero, ottima organizzazione e sono contento di averne fatto parte. Bene, vedremo cosa succederà. Tu sei ormai un abitué anche dei Penalty Awards. È il secondo che vinci o il primo? In altre sei stato in nomination, se non sbaglio. Sì, ho avuto diverse nomination, poi ne ho vinto un altro in eccellenza. Bene, quindi insomma sei un abitué. Rosmarino, parlavamo poc'anzi giustamente del San Giorgio Piana, è anche lui un piccolo centro, ma che ha dato possibilità chiaramente ai suoi tifosi di disputare la prossima stagione un campionato di eccellenza molto interessante. Sì, diciamo che è una società che ha investito tanto, sta investendo tanto. Io per situazioni fortuite mi sono ritrovato per la prima volta in un campionato di promozione, che però è andato bene perché non è mai facile vincere in nessuna categoria, quindi è giusto celebrare qualsiasi vittoria e quindi ne do atto, faccio i complimenti alla mia società, a tutti i miei compagni, perché il premio mio è individuale ma la vittoria è di squadra, quindi se non fosse per loro e per la squadra io non potrei essere qui. Giuste parole. Complimenti ragazzi, complimenti ai 6 portieri, promozione ed eccellenza. Grazie ed un in bocca al lupo per la prossima stagione.